chilometri dall'arrivo, avevo preso il giusto vantaggio, si va! Numero 18. Michele Pittacolo, vincitore quest'oggi sul traguardo di Valle Hermosa. Michele, raccontaci questa fuga che ti ha portato alla vittoria. Ma per me è una bella emozione, sai, io sono atleta paralimpico e queste gare mi servono per vedere come sto come condizione. La condizione è ottima, siamo andati via a 20 km dall'arrivo, erano in fuga una decina. E dopo dietro contro scatti e 10 prendevano vantaggio. Quando avevano 20 secondi io sono partito dal gruppo e mi sono agganciato qua ai fuggitivi, però non c'era collaborazione davanti e su un falso piano allungato, e poi il vantaggio lo abbiamo costruito che siamo rimasti in 5 a una quindicina di chilometri dall'arrivo, che c'era un chilometro e mezzo di leggera discesa e lì era da fare velocità. Io sono messo davanti e andavo via 60-65 e lì abbiamo preso dai 10 secondi che avevamo, siamo passati a un minuto, e poi Stefano Garzelli dietro ci faceva i complimenti, ci diceva il vantaggio, e 150 secondi e io quando andavo in testa aumentavo il ritmo e a 5 km d'arrivo ho detto avete 1,40 e di lì ho creduto alla vittoria assoluta, perché io sono molto veloce e ho sfruttato